Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo delle egregori, delle egregori giovani e delle egregori vecchie e la loro differenza principale. Ma prima di fare questo, il vostro Maretto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del vostro Maretto Veneziano, al canale YouTube della vostra Ildecardo, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove in Face stiamo rilanciando un gruppo a cui abbiamo cambiato il nome e forse anche il cognome, è una battuta, chiaramente, di radiestesia radionica, terologia ed ermetismo, in cui il Legame Marietta Veneziana sono amministratori. Sapete che lì ormai alle 11, quasi ogni mattina, tempo permettendo, il vostro Marietta Veneziano mh, fa delle sibille interattive gratuite alle 11, potete iscrivervi e venirci a trovare. I link sono sotto qui in descrizione. In più abbiamo anche Telegram, se volete, link sempre sotto in descrizione, iscrivetevi. E abbiamo anche il sito capitano.altevista.org dove potete scaricare 20 ebook di 16 più o meno sono di radionica, circuiti radionici, quadranti radiostesici e poi ci sono 4 ebook gratuiti di chiriologia, che è la lettura della mano. Infatti nel vostro Marietto più o meno nel 2015-2014, più o meno. Ne hanno già scaricati più o meno 150.000, il vostro Marietto alla fine ha dato all'umanità circa 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici, in modo gratuito. Poi abbiamo anche una sezione shop dove il Degana Marietto Veneziano offre dei servizi a pagamento. Bene, parliamo, è un continuo su questa pillola di altre pillole sulle egregore, no? Ad esempio, molti non sanno che esistono due tipi di egregore, quelle giovani e quelle vecchie. Quelle vecchie sono, tra virgolette, le meno pericolose, ma anche quelle che non è che andranno a morire, ma scivoleranno via. Quelle giovani, quelle fatte anche sui social, no? Sono le più pericolose, proprio perché essendo egregori giovani, hanno quella stimolo, quella spinta, quella voglia, quella forza di imporsi, no? Sapete che ormai le persone anziane non vogliono più soffrire, hanno già visto tutto dalla vita, è lo stesso l'equilibrio. Quindi cosa succede? Succede che nei social molte persone, senza rendersi conto, diventano pile di questi egregori giovani. Infatti la New Age ha creato delle egregore molto potenti, giovani, aggressive e quindi quando una persona ad esempio entra e fa ripetitivamente alcune cose, no? Diventa parte di queste egregore giovani. Visto che l'egregore giovane capisce che per sopravvivere deve mangiare energia, chiaramente quando vede un suo adepto che non sa neanche di essere, che scappa da certe, come si dice, inquadramenti, chiaramente l'egregore giovane poi va a succhiargli di nascosto le energie. Quindi che cosa si deve fare in questi casi? Ovetto colorato, cerchi di fuoco, come vi ha spiegato il vostro Marietto nelle varie pillole. Proprio perché magari per mancanza di conoscenza si è entrato in alcuni gruppi social e si sono fatti a livello meccanico delle operazioni anche con parole, frasi, roba del genere. E allora cosa succede? Succede che nasce questa catenella con questa egregora, che magari neanche il fondatore di questo movimento sa che crea questa egregora, nel migliore dei casi. E nel peggiore dei casi magari lui lo sa e quindi praticamente vive di questa cosa qua. Se non lo sa, il problema è che la egregora mangerà anche lui, per il semplice fatto che l'egregora a un certo punto diventerà così potente, sarà così aggressiva che automaticamente prenderà il posto praticamente del creatore della cosa e quindi costringerà il creatore del movimento a aumentare sempre di più questo movimento senza che lui se ne renda conto. Gli adepti che continueranno a fare meccanicamente la stessa cosa penseranno di essere sulla strada giusta. Il primo detto che esce dal seminato, quando l'egregora giovane vede che lui sta per scappare, chiaramente lo va a riprendere in ogni tipo e modo. Bene, cari amici, questo è solamente per spiegare la differenza fra un egregore giovane e un egregore vecchio. Un egregore vecchio invece, tipo ad esempio una religione di Stato, al suo declino naturale diventa sempre meno aggressiva, proprio perché è stanca. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao!